Buonasera amici di Funner e benvenuti al campo Sport City, dove per la seconda giornata della Serie A Lega Calcio a 8 l'Alitalia, dopo il KO esterno con il code 272, si prepara ad affrontare il Testaccio Calcio a 8, reduce dalla vittoria interna con il Football 8 Roma Nord. Testaccio, c'è T6, la palla all'indietro, il sinistro dalla distanza e la traversa. La sfera, sono in due sul punto di battuta. Starace con il destro e la seconda traversa del match impedisce al Testaccio di portarsi in vantaggio. Che tiro di Starace. Mirante, il disimpegno sbagliato, il tiro a tu per tu, la doppia conclusione vincente e sblocca il risultato dell'Italia su un disimpegno sbagliato di Mirante. Un primo miracolo del portiere avversario di Mazzesi. Sul secondo non ha potuto fare nulla e arriva quindi il gol al 12° minuto di gioco di Masciangelo all'Italia Testaccio 1-0. Poi ancora l'Italia in avanti, il passaggio lungo buono, va via un uomo, il numero 11, e poi il gol con l'esterno sinistro. È un grandissimo gol quello di De Michele, che prima salta a diretto avversario con una grande giocata e poi deposita con potenza la sfera alle spalle del portiere avversario, raddoppia l'Italia 2-0. Fa correre un compagno sulla fascia destra, arriva il cross sul secondo palo, il colpo di testa sul palo più lontano e sono 3 i gol dell'Italia. Ottima azione corale della squadra in maglia bianca, che dalla destra ha trovato il cross vincente per il colpo di destra in mezzo all'area. 3-0 il risultato, 20 minuti di gioco. Il pallone filtra, attenzione, ancora un'altra azione pericolosa dell'Italia. L'Italia in avanti, il tiro deviato da Mazzesi in uscita e cala il poker. La squadra in maglia bianca, una bella azione tutta in verticale, ha portato l'Italia direttamente in porta. 4-0 il risultato, inizia a farsi pesante il passivo per il Testaccio, sarà sempre più duro a recuperare. Lo scarico, Giuliani, il pallone di ritorno, ancora Testaccio in avanti che accorcia le distanze. Adesso una bella azione, un bel dai e vai. Giuliani che libera il compagno alla conclusione vincente da pochi metri. Buona azione del Testaccio che si riporta in avanti. 4-1 adesso il parziale. Pallone per il tiro, quindi si può distendere adesso l'Italia. Il pallone ancora in verticale, una finta a terra il portiere e poi la traversa. Nega la gioia del gol a Masciangelo. Che occasione per l'Italia. Per Del Genio, il dribbling Del Genio, il cross sul secondo palo, il pallone arriva e c'è anche l'azione vincente, una grande percussione di Del Genio che serve un compagno direttamente sulla corsa e inizia a farsi pesante il passivo. 5-1 per l'Italia. Del Genio, il colpo di testa da pochi passi e il miracolo praticamente di Vicovaro. C'è adesso però il contrasto, rimane a terra un giocatore del Testaccio, sarà calcio di rigore in favore della squadra in maglia nera. C'è adesso il rigore, parte il fischio del direttore di gara, il calcio vincente, centrale, senza grossi rischi. Riapre la partita virtualmente il Testaccio con il gol di Starace. 5-2 il risultato ora, 13 minuti del secondo tempo. La giocata ottima di prima di De Michele. Poi il pallone sulla destra, il cross sul secondo palo, il tuffo e l'autentico miracolo di Mazzesi che smanaccia in calcio d'angolo Mirante. Dalla fascia destra il buon dribbling con il sinistro, poi l'apertura sulla fascia sinistra, ottima azione corale del Testaccio che accorcia le distanze ulteriormente. Un grande gol quello della squadra in maglia nera che passa al 5-3, 2 gol di distanza e 5 minuti per recuperare. De Francesco direttamente in porta, un tiro potentissimo quello del numero 7, una grande conclusione di De Francesco che però è ancora di marca del Testaccio, quindi il pallone in avanti, il tiro di prima intenzione, Vicovaro ancora prende da terra, che prestazione quella del numero 1, pochissimo. Direttore di gara guarda il cronometro e arriva ora il triplice fischio arbitrale. Si impone con alla fine di una gara spettacolare l'Alitalia Calcio per 5-3 sul Testaccio Calcio 8. Ingrana così la prima vittoria di questi primi 3 punti di questa nuova stagione l'Alitalia, vendicando il KO della scorsa giornata.
Primo stop invece per il Testaccio Calcio 8.